Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, guardiamo oggi la semifinale del campionato italiano a squadre del 2023 che si sta giocando nei pressi di Napoli. A questo punto, dopo essere arrivati secondi nel nostro girone, nel girone A, ci sono due gironi, il girone A e il girone B, abbiamo giocato contro la prima squadra del girone B. Io sto giocando per la squadra del Circolo Club 64 di Modena, prima scacchiera, e giocavo contro Lorenzo Lodici, fortissimo giocatore con 2524 punti elo e che è stato anche campione italiano varie volte, campione italiano assoluto. Adesso lui ha il bianco, probabilmente questa è una partita, una scacchiera sulla quale loro devono pressare per provare a vincere il match. Mi gioca E4. C5, ha giocato soprattutto di 4, ma in questo torneo ha giocato E4 con successo perché ha battuto forti giocatori come Iturrizaga, ha battuto Mastro Vasilis, giocando E4 ha ottenuto buoni risultati. Io gioco la siciliana, lui gioca la siciliana aperta. In questo torneo precedentemente aveva giocato Alfiere B5 contro Alexander Fier, che era finita patto. Ora mi gioca la siciliana aperta e qua gioco la variante Najdorf, la siciliana migliore, la preferita di Kasparov, Fischer, una ottima anche nel gioco per corrispondenza, una delle siciliane migliori. Ecco qua le principali oggigiorno sono Alfiere E3 o Alfiere G5 o F3 o Alfiere E2 tranquillo. Il mio avversario mi ha giocato F4, è una minore alla sesta, io gioco E5, ecco qua la principale dopo E5 è ritirare il cavallo in F3. Lui mi ha giocato cavallo B3, devo dire che non mi ricordavo nulla, e qua la teoria è cavallo C6 per evitare possibili finali, perché dopo F per si vuole giocare cavallo per evitare il cambio delle donne. Io non mi ricordavo la teoria, ho giocato alfiere E7, e comunque non deve essere male. Di fatto poi sono andato a rivedere dei video di Anish Giri, che ha fatto un corso sulla Najdorf, e dice che dopo alfiere E7, come ha fatto il mio avversario, il bianco entra nel finale, il bianco dovrebbe pressare un po', ma il finale dovrebbe essere pari. Perché dovrebbe essere pari? Allora, questo alfiere è un ottimo potenziale, un ottimo difensore, può andare sulle due diagonali. Il bianco comunque è un pedone isolato. È vero che il bianco ha queste due caselle in D5 e in C5, potrebbe provare a sfruttare, ma il nero non dovrebbe avere problemi. Il bianco gioca alfiere 3, arrocco corto, alfiere 2, cavallo C6, si sviluppano i pezzi, e il bianco deve decidere dove arroccare. Il bianco sceglie di arroccare lungo. Qua dopo una profonda riflessione, stavo pensando se giocare qualcosa di più concreto, ma gioco B5, mossa tipica della siciliana. Ecco, e qua il mio avversario gioca una mossa che non mi piace, perché probabilmente bisogna giocare lento in questa posizione, magari H3, alfiere F3 per iper difendere E4, e magari poi provare a occupare questa casella. Lui gioca A4. A4 non mi piace per due motivi: primo, perché perde un pedone, secondo, perché se catturo il pedone in A4 poi devio il difensore del pedone in E4. Ma a parte questo, a parte che perde un pedone, mi permette di aprire delle colonne contro il suo re, infatti poi si vedrà. Infatti qua, normalmente si gioca B4 nelle siciliane, ma scelgo di giocare B perché ora per recuperare il pedone in A4 deve portare il cavallo sull'ala, lontano dalla casella in D5, che era il suo sogno, mentre se avessi spinto in B4 il cavallo sarebbe andato nella fortissima casella in D5. Quindi dopo B cavallo per, a questo punto ho un pedone in più, quindi un pedone, no? Il mio avversario prova a cercare compenso tattico e gioca alfiere F3 facendo pressione sulla diagonale. Ora io difendo il cavallo con l'alfiere e tra l'altro mi accingo a fare pressione lungo la colonna C. Ora ho un pedone in più, il bianco deve cercare compenso. Il bianco gioca cavallo C5. Quindi qual è l'idea del bianco? Il piano del bianco è fare pressione su E4, obbligarmi a prendere per sgomberare questa diagonale da dove farà pressione. Però io ho un pedone in più passato che è un asset molto molto importante. Ok, allora io devo catturare in C5, non ho scelta, e il bianco a questo punto gioca alfiere per C5. Questo era il suo piano. Ora il piano del bianco è che mi sta attaccando, c'è un attacco simultaneo contro il cavallo in C6 e la torre in F8, e oltretutto dietro alla torre, dietro al cavallo in C6 ci sta anche la torre in A8.
Quindi davvero sembra che nonostante il pedone in più io possa perdere del materiale adesso. Peccato che non è proprio così. Allora, se qua dopo cavallo per C5 il bianco avesse giocato alfiere per C6, qua avrei avuto alcune possibilità interessanti. Per esempio avrei potuto giocare torre C8 anche. È una mossa secondo me ottima. Perché ora, se il bianco, questo l'avevo calcolato, se il bianco prende in C5 di cavallo e prende in C6 un pedone in più, copia degli alfieri, vantaggio tecnicamente decisivo. Se il bianco gioca alfiere per C5, che mi attacca la torre, ora riprendo il pezzo. Ora il materiale è pari o meglio un pedone in più e la coppia degli alfieri. Quindi il bianco, per non perdere il finale, deve provare a prendere. Ma dopo, se il bianco prende in F8, io do scacco, questo l'avevo calcolato. Ora il bianco ha due mosse legali, torre D2 o re B1. Se il bianco gioca torre D2, io prendo in C2, la torre è inchiodata, e quindi ovunque vada il re, io prenderò la torre, o direttamente con scacco di scoperta, come in questo caso, poi prendo l'alfiere e avrò un pezzo in più. Se il bianco, quindi ricapitoliamo, la variante è su alfiere per C6, torre C8, su alfiere per C5, torre per C6, su alfiere per F8, alfiere G5, e su re B1 prendo in C2, e ora ho del materiale in meno, una torre in meno, che però do scacco, sto attaccando 4 obiettivi, qua dovrei vincere. Io può giocare re A1 e qua posso prendere ciò che voglio, posso anche giocare alfiere per D1 se voglio, torre per D1, re per F8, e questo finale dovrebbe essere vinto, perché? Perché ho due pedoni in più, ho preso anche C2 ma soprattutto il pedone passato, questo 4 contro 2 vince. In questa posizione, quindi torniamo indietro, quindi qua ho preso il pedone in E4, il bianco ha giocato alfiere F3, alfiere F5, cavallo C5, cavallo per, alfiere per non funziona, per torre C8 abbiamo detto, cavallo per C5 non funziona per torre C8, e il mio avversario gioca alfiere per C5. A questo punto il mio avversario si aspettava E4, dopodiché lui avrebbe potuto prendere la qualità, io prendo in F3, lui torna con l'alfiere, io prendo in G2, lui prova ad attaccarmi G2, questa posizione sembra che sia vantaggiosa per il nero, ma in partita a me tutto questo non era chiaro, posso mantenere il pedone, e che io mi ero fatto prendere da un'idea che è molto più interessante, anziché 4 gioco torre C8. Bello, lascio la qualità in presa, ma creo un attacco raggi X contro il suo re. A questo punto il bianco mi gioca, continua lo sviluppo e gioca torre F1, una mossa che non mi ero aspettato. Diciamo che secondo me erano critiche le prese in C6 o in F8. Allora la presa in C6 traspone in cose che abbiamo già visto prima, perché giocherei torre per C6 e su alfiere per F8 vinco per via dello scacco, alfiere per C2, qua le 4 cose in presa, no? Cioè alla fine nel migliore dei casi per lui entrerò in un finale con 2 pedoni in più e vincerò la partita. Quindi alfiere per non è preoccupante. Su alfiere per F8 ho calcolato alfiere G5 scacco. Ora su torre D2 posso anche prendere in D2 o prendere in F8, poi prendo in D2 dopo quando voglio, continuo l'attacco, ho un pedone in più, la qualità la riprendo e ho partita vinta. Se gioca re B1 gioco cavallo D4, per ora ho la torre in meno, ma sto attaccando l'alfiere sia con la torre sia con il re. Sto attaccando C2 con attacco triplo e qua avrei probabilmente un vantaggio decisivo, perché ora lui deve spostare l'alfiere, per dire, no? Sposta l'alfiere, io posso prendere in C2 con scacco, non so, muove il re, io prendo e continuo ad attaccare varie cose, non so, lui può spostare la qualità, ma non so, entriamo in una posizione che deve essere vantaggio decisivo, perché ho due pedoni per la qualità, il materiale è pari, ma è partita vinta perché centralizzo il re, poi alla lunga spingerò i miei pedoni, il bianco non potrà difendere contro la valanga di pedoni, la coppia degli alfieri alla lunga. Quindi il nero avrebbe un vantaggio posizionale decisivo in questa posizione. Quindi ricapitoliamo. Su torre C8, lasciando la qualità in presa, e su alfiere per F8, scacco, re B1, cavallo D4, rimango con la torre in meno, ma attacco tutti gli obiettivi. F8 e C2, che è un obiettivo dove poi ho un attacco multiplo. Quindi minimo 2 pedoni per la qualità è un compenso brutale. Dopo torre C8 il mio avversario ha giocato torre HF1, creando un attacco raggi X sul mio alfiere. E a questo punto continuo l'iniziativa. Ignoro, scacco in G5, re B1, cavallo D4. A questo punto ho un pedone in più già, e ora sto creando pressione contro C2. E che se cade C2, il problema è che attacco la torre, il re, il cavallo, ed è finita. Se prendi in F8 io posso prendere
in C2, sposto il re, ora posso scegliere cosa prendere. Penso che vinco con tutto, vinco anche se prendo in A4 e poi mantengo l'attacco contro F8 di 1, questa deve essere vinta. Probabilmente anche se prendo in F8 vinco, o in D1. Sta partita è persa perché ha tutto in presa. Avrà minimo 2 pedoni in meno. Quindi qua, dopo cavallo di 4, non c'è scelta. Lui sceglie di giocare alfiere per F8, perde. Su alfiere per D4 anche qua posso prendere in C2. E su re A1 prendo prima in D1 e poi ora prendo in D4. E il bianco ha la qualità in meno. Può giocare torre per D4 ma alla fine perde perché ho la qualità secca in più. Ho qualità e pedoni in più, alla fine si vince. Quindi davvero bello che continuo qua in questa posizione, ho tante cose in presa, qua lascio la qualità in presa, lui non me la prende e ora continuo a lasciare per varie mosse la torre in F8 e attacco C2. Ora il mio avversario quindi sacrifica lui la qualità, perché? Perché deve evitare che gli cada C2 e io gioco E per D4. E a questo punto il mio avversario gioca, non prende la qualità, ancora una volta, perché? Perché se prende la qualità, il problema è che prima, no, volevo dire, prendo in C2 con l'alfiere intermedia, scacco, ora lui muove il re, per esempio, non so, in A1, e questo finale potrei prendere in A4, ma più semplicemente, non so, prendo in F8 con qualcosa, anche con la torre, poi il mio pedone vince, supportato dagli alfieri. Vantaggio decisivo del nero. Quindi qua in questa posizione il bianco complica e gioca alfiere B7. Ora il bianco mi attacca l'alfiere, e ha la qualità in meno, ma mi sta attaccando l'alfiere, le due qualità e il pedone in A6. Il punto è che anche la mia coppia degli alfieri è fortissima e il pedone di 4 è fortissimo. E poi una cosa bella è che se lui mi prende una torre io posso catturarla con l'altra torre, quindi anche se lui mi sta attaccando due qualità, massimo ne prenderà una, ristabilendo la parità di materiale. A questo punto io gioco alfiere G6, decido di salvare la qualità e lui mi gioca torre F2, una mossa che non avevo pensato. Continuo ad avere entrambe le qualità in presa. Vediamo cosa sarebbe successo se avesse catturato. Per esempio, se avesse catturato in F8, io avrei prima catturato in C2. Ora deve muovere il re, deve allontanarlo anche. Re A2, ora prendo con la torre in F8, quindi come ripeto prendere solo una qualità, e qua sto molto meglio perché sto attaccando il cavallo, ho un pedone in più e posso continuare ad avanzare. Ora se lui giocasse tipo cavallo C5, probabilmente potrei anche continuare le spinte del mio pedone e il nero deve avere un vantaggio decisivo in questa posizione. Forse potrei anche mantenere il pedone in più, alla lunga il nero vince. Coppia degli alfieri, pedone in più. Se il bianco avesse preso in C8, qua prendo in C8. Ora 1, 2, 3, 4, 5, ho un pedone in più. Se lui prende in D4 perde C2 e poi perde anche un pezzo. La mia coppia degli alfieri è pazzesca, è terribile. E quindi lui poteva giocare torre D1, ma a questo punto avevo pensato alfiere E3, questa era una paralisi. Perché questa era una paralisi? Allora, perché lui non può mai prendere in D4, perché se prende in D4 prende in C2 con scacco e poi perde qualità a pezzo. Non può muovere il cavallo perché perde l'alfiere. Non può muovere il re perché perde C2. E tipo deve muovere forse un pedone, ma a questo punto continua a rimanere più o meno in Zugzwang. Io ho detto minimo posso continuare a spingere, attacco G2. Non so, se gioca a G3 posso comunque anche creare un pedone passato come piano e dovrebbe essere vinta per me questa posizione alla lunga. Quindi il mio avversario... Ah, stavo calcolando anche alfiere per A6, qua avevo un'idea interessante. Qua volevo giocare un'idea interessante, torre A8. È molto carina torre A8, perché ora gli attacco l'alfiere e ora per esempio ho visto, per esempio lui potrebbe giocare alfiere B5 o anche alfiere per F8 prima. Io sto calcolando in partita alfiere per F8 e no, su alfiere per F8 prendo in A6 con attacco simultaneo e dovrei vincere. Diciamo che gioca alfiere B5 e qua ho visto un modo carino, perché c'è anche uno schema contro il re e la torre di 3 2 punti esclamativi. Questo è un altro colpo tattico che ho visto. C'erano tantissime cose da calcolare in partita. Di 3 2 punti esclamativi ho la qualità in presa, ma voglio guadagnare più che la qualità. Se lui ora mi prende la qualità, io gioco D per C2. Il re deve allontanarsi, i due alfieri supportano il pedone, supportano la casella di promozione. Lui sposta il re, io tranquillamente posso prendere in F8 e poi promuovo la mossa successiva e guadagnerò la torre, avrò una torre secca in più e partita vinta. Quindi, bellissima. D3 ha delle minacce fortissime. Se gioca alfiere per D3, semplicemente cambio tutto, un pezzo in più, no? Torre per.
Anche se mi prende la fantomatica qualità, ho un alfiere in più e alla fine gli catturo i suoi pedoni e vinco. E se gioca C per D3, ecco cosa ho visto, torre per A4, 2 punti esclamativi. E anche se mi gioca alfiere per F8, re per F8, un pezzo in più su alfiere per A4, alfiere per D3. L'idea finale della combinazione con questo attacco doppio. Su alfiere C2, alfiere per F1, con un finale con un pezzo in più facilmente vinto. Ecco, adesso, quindi, questa era l'idea su alfiere per A6. La cosa carina è che ho tutto in presa, il pedone in D4, le due qualità, il pedone in A6, ma c'era sempre una soluzione. Il mio avversario gioca torre F2, a questo punto gioco D3. Perché D3? Perché giocando D3, ora se lui mi prendesse una qualità qualsiasi, io prendo in C2 e poi promuovo. Quindi lui deve prendere in D3, non può nemmeno giocare C3 perché gioco D2 scoperta, il re si allontana e poi promuovo. Lui gioca C per D, alfiere per D3, ora difendo a 6. È vero che perderò una qualità, perché ho due qualità sotto, ma manterrò, diciamo che manterrò il vantaggio del pedone in più della coppia degli alfieri. Ora il mio avversario gioca re A2, a questo punto do scacco in C4, mossa molto bella perché qualunque cosa faccia perde, perché ora lui è tornato in B1. Ora se lui giocasse re A3, io qua avevo calcolato torre per C5, 2 punti esclamativi. Perché do subito la qualità? Perché dopo cavallo per C5 unica ho calcolato questo attacco doppio. E la cosa bella è che attacco la torre, attacco il cavallo in C5 con scacco. Quindi se lui giocasse tipo torre C2, il re in A3 sta male, prendo in C5 con scacco e vinco. Questo era ciò che ho calcolato. Può giocare B4, ma allorché catturo in B4, al pezzo kamikaze, e ora il finale con due pedoni in più è facilmente vinto. Anche se riuscisse a perdere dei tempi per catturarmi il pedone in A6, poi vinco, perché potrei anche ignorarlo. E questo finale penso che si vinca. Finale di torri, tra l'altro raccomando, consiglio il libro sui finali di torri. Qua vinco perché ho un pedone in più, il suo re è tagliato fuori. Se provasse a rompere il tagliafuori cambiando le torri, vincerei il finale di pedoni. E qua spingo tutto nell'ala di re, avanzo il re ai pedoni e senza il suo re perderà queste due debolezze, andrò a donne e perderà la partita. Quindi, questo era il mio calcolo su re a3, torre pe e alfiere e3. C'era un'ultima variante, torre F5 per provare a difendere il cavallo, ma ho visto che la torre aveva poche caselle. G6, torre D5 è in presa, quindi deve fare torre E5, unica casella per mantenere la difesa del cavallo, alfiere D4. Ora, se la torre andasse in E4, il suo problema è che prendo sempre il cavallo con scacco e poi sposto l'alfiere e guadagno un pezzo. E la partita. Se gioca torre G5, H6, sono finite le caselle disponibili da dove la torre può difendere il suo cavallo in C5. Quindi o perde la torre in G5 o perde il cavallo in C5 e nero vince la partita. Quindi questo era il mio calcolo su re A3. Su B3 ho calcolato alfiere per B3, sacrificio e poi inchiodatura. A questo punto deve prendere del materiale, non può salvare l'alfiere, deve prendere in F8, a questo punto ho calcolato, prendo in B7. Ora, se sposta il re, prendo in F8 e ora 2 pedoni in più e vinco il finale. 4 contro 2. E se prova a tornare indietro con l'alfiere, tipo alfiere B4, gioco A5, poi prenderò in B4 imparabile, non può nemmeno supportare B4 con la torre, prenderò con scacco, il finale sarà vinto. Lui potrebbe provare ad appoggiare, a contrattaccare il pedone in A5, ma gioco torre per B4 scacco e perde. Attacco il cavallo e se gioca re A3, alfiere C1 e poi il re si allontana dal cavallo e guadagno il cavallo e perde la partita. È davvero terribile. Potrebbe giocare re C2, unica mossa per evitare la sconfitta immediata, ma qua perde perché, non so, gioco H6, torre F5, il finale di torri è vinto perché catturo G2 H2. Se gioca torre G3, qua vinco perché, non so, difendo il pedone lateralmente. E ho due pedoni in più, gioco su entrambi le ali e il finale si vince. Allora, quindi qua, questo era il mio calcolo, alfiere C4 scacco su B3 e su re A3. Su B3 vinco con alfiere per A3 e inchiodatura. Semplificando, in un finale vinto. Su A3 vinco con torre per e alfiere F2, attacco doppio e non può mantenere la difesa perché la torre non ha caselle. Allora, qua inizia ad esserci lo Zainot per riuscire ad arrivare alla 40esima dove danno altro tempo. Siamo alla mossa 25 dopo re B1.
Allora, re B1, a questo punto gioco alfiere B3. Attacco il difensore dell'alfiere in C5. A questo punto lui non può prendere questa qualità perché prende matto. Bellissimo i due alfieri che danno matto. Il mio alfiere gli toglie le caselle al re. Quindi lui prende questa qualità. E ora qua è nei guai perché sto attaccando il cavallo. Se sposto il cavallo gli attacco l'alfiere. Quindi lui contrattacca il mio alfiere e difende il suo. Ora io gioco torre 8 che minaccia matto. Improvvisamente se mi prendesse l'alfiere gli do matto. Bam! Scacco matto, una versione del matto del corridoio. Quindi ora difende il matto. Ora difendo l'alfiere. E ora voglio entrare in settima, in seconda. Lui mi attacca, il mio alfiere, il mio pedone. Ho fatto male la freccia. E a questo punto ritiro l'alfiere. È fortissima la coppia. E minaccio l'infilata. Cioè, anzi l'inchiodatura. Se gioca cavallo per A6, inchiodatura. E vinco il finale. Dopo che gli cade la torre o la qualità. Quindi sposta la torre, alfiere 3. Facendo pressione su tutto. Torre 2, A5. Attaccando il difensore dal cavallo. Se gioca alfiere per A5, catturo in C5 con un pezzo in più vinco. Lui gioca alfiere A3. Ecco, adesso qua io ho visto la mossa vincente che era alfiere G1. Perché attacco il pedone in H2 e quindi attaccando il pedone in H2 forzo il cambio delle torri. Ma qua volevo prima fare una finezza, ho ripetuto la posizione una volta velocemente perché io speravo re B1, ho guadagnato, mi sono avvicinato alla 40esima e avrei guadagnato un minuto sull'orologio. Ma ecco, lui invece che ripetere gioca B3, quindi ha guadagnato un po' di spazio. Peccato per il bianco che la posizione del nero è già molto vinta, quindi anche se ha guadagnato un po' di spazio di tempi nell'ala di donna non succede nulla. Qua gioco alfiere G1 e finalmente o perde H2 o cambio le torri, quindi lui cambia le torri. E ora il suo problema è che perde H2. Lui può provare a creare un controgioco su A5, ma perde su cavallo B7. Vincerei prendendo H2, ma probabilmente vincerei anche così. Cavallo per A5, alfiere per. Poi il pedone H gli cade per forza. E qua perde perché è vero che il pedone B per provare a controgiocare, ma io potrò sempre poi sacrificare il mio alfiere. Cioè i miei alfieri sono pezzi a lunga gittata, io spingo il pedone H e vinco. Se il suo pedone andasse in B7 o in B8 potrei sempre sacrificare i miei alfieri, mentre lui non riesce a organizzare un sacrificio. Qua H4 ora è che ci mette troppo, ora deve provare a supportare il suo alfiere, ma io sono già andato a donna, lui prova. Ora vincerei sacrificando questo alfiere, poi H2 o anche H2, e se promuove io promuovo e poi vado a donna io. Quindi praticamente lui non ha mai tempo. Gli alfieri appoggiano, sono fortissimi nelle corse di pedoni perché si appoggiano ai propri pedoni passati sia si difendono dai pedoni passati degli avversari. Quindi già questo finale è vinto per me, a queste due debolezze. Allora lui spinge il pedone H, io gioco alfiere C6, lui gioca G4, io gioco alfiere F2, e lui gioca H5, e ora trasformazione tecnica. È vero che la coppia degli alfieri è ottima, bisogna tenerla, ma qui ho un'idea. Qua gioco in un finale, con un finale di alfieri contrari perché calcolo che è vinto matematico perché gli fisso i pedoni sul bianco. Quindi i pedoni G4 H5 cadranno e avrò 3 pedoni passati. È vero che lui mi catturerà a 5, ma io potrò, e avrà il pedone B passato, mi potrò sacrificare il mio alfiere sul suo pedone e poi vincerò con i miei passati. Ora lui gioca re A3, deve andare avanti, non ha difese. Alfiere F3, re A4, alfiere per G4, re per A5, alfiere per. A questo punto gioca B4. Alfiere F3, potrò sempre sacrificare l'alfiere in B7, il suo pedone non è pericoloso, non andrà mai a donna. B5, ora spingo i miei pedoni. Ora lui torna indietro, capisce che il controgioco attivo non funziona, se gioca R6 ho tanti modi di vincere, un modo di vincere era H4, B6, H3, anche G5 vince, posso avanzare i pedoni in vari modi, ho visto H3, minaccio H2, ora deve parare il mio pedone, ora io spingo, B7, alfiere per, ora gioco G5, voglio giocare F4, se lui gioca Re C6, F4 gli chiudo l'alfiere e quindi il mio pedone H va a donna. Quindi avevo visto che lui può giocare alfiere H2, ma a questo punto gioco F4, porta il re F3 e perde. Perché? Perché può tenere a bada uno dei miei pedoni, ma non tutte e due. Ora sacrifico uno dei due pedoni e l'altro va a promozione. E quindi con la donna in più vincerò la partita. H1 donna e vinco. Ecco perché in questa posizione il mio avversario gioca re B4 e non gioca re A6. Torna indietro, capisce che anche se mi obbliga a sacrificare l'alfiere poi perde. Qua gioco re F7. Ecco, qua do un paio di scacchi.
Qua mi gioca B6, ora difendo l'alfiere, cioè porto l'alfiere in difesa da B7, lui gioca re C3. E a questo punto è importante, io devo avanzare i miei pedoni sul nero. I pedoni devono essere o appaiati o sul nero, non posso avanzarli sul bianco. Lui gioca re D4, re 6, io devo evitare blocco. Devo evitare blocchi. Allora il mio alfiere lavora molto bene sulle case chiare, i pedoni devono stare sulle case nere. Lui gioca re 3. Per esempio un errore imperdonabile sarebbe giocare G4, perché qua rischierei di fare patta, cioè rischierei di farmi bloccare. Facciamo finta che io qua perda un altro tempo, lui mi gioca alfiere F2, ecco, questo potrebbe essere un blocco totale, questo potrebbe essere patta. Io non ho perso il controllo delle case nere, mi crea una fortezza sulle case scure. Io assolutamente devo avanzare i miei pedoni su case scure, F4, perché così per esempio se re va in E4, lui non può mantenere il blocco, perché il mio alfiere lavora sulle case chiare e i miei pedoni lavorano sulle case scure. Ora lui gioca re F2, re G4. Re G2 prova a difendersi, G4. Alfiere E7, evita no, un'ulteriore avanzata, ora alfiere B7 importante, ora gli faccio scegliere al suo re dove andare. Se il re va in F2, G3. Ora è importantissimo, i pedoni lavorano sulle case scure e l'alfiere sulle case chiare, quindi non potrà mai creare un blocco. Se gioca tipo re G1, re G4. E ora occhio perché sarei ancora in tempo a pattare con G2. Io devo avanzare i miei pedoni, o il pedone H fino a H2 o il pedone F fino a F2. Qua si vince, per esempio, se lui aspetta questa, ora avanzo con i miei pedoni, vincerò con spingendo i pedoni, poi andrò a donna, o col pedone H o col pedone F. Il mio avversario allora va in H2, a questo punto entro con il re. Ora, se lui provasse per esempio a giocare re G2, io entro, gli do scacco di scoperta, e quindi deve di nuovo tornare, e entrerei comunque in F3. Quindi già non può lottare per la casa F3. Io entro in F3, alfiere G5 re F3, alfiere E7. Ora lui spera che gioco G3 per andare con re in H3 e provare a cercare controgioco. Ora gli gioco una mossa, dopodiché abbandona. La mossa silenziosa, la mossa che torna all'indietro e vince la partita. Qual è la mossa? Alfiere C8. Alfiere C8, il bianco abbandona. Il nero vince, vinco la partita e vinciamo il match 3,5 a mezzo e siamo messi alla finale. Non si sa ancora contro chi, perché si stanno giocando in questo momento in cui sto registrando il video, si stanno registrando gli spareggi, vedremo se saremo campioni italiani o anche quest'anno secondi. Allora in questa partita perché il nero ha abbandonato? Il nero ha abbandonato perché giocherò G3 e il re dovrà retrocedere. Allora se lui giocasse B7 prendo e poi torno in C8 di nuovo prima di giocare G3 e vinco. Se lui aspetta con l'alfiere gioco G3, il re deve retrocedere a G1 e a questo punto gioco re G4, il re è retrocesso, su re G2 alfiere B7 e ora vincerò di nuovo avanzando tutti i pedoni sul nero, o F3 F2 o H3 H2. Già H3 H2 H1 imparabile, vado a donna, non può fare nulla. Quindi interessante, fase di apertura, medio gioco molto complicato, possibilità per entrambi, e finale, coppia degli alfieri, poi semplificazione con gli alfieri contrari, con i suoi pedoni fissati sulle case bianche precedentemente, poi spingere i miei pedoni sulle case opposte rispetto al colore del mio alfiere, e il suo pedone passato che è irrilevante perché viene bloccato e lui non potrà mai rompere il blocco sulla casa chiara. Spero che questa partita sia stata interessante dal punto di vista strategico, di calcolo e della tecnica. Alla prossima!